Eco Generation 2.0 è il progetto triennale realizzato dall'Associazione Ambientalista Legambiente in collaborazione con Edison, il cui obiettivo era la realizzazione di una rete per un cambiamento sostenibile degli istituti e dei territori che li ospitano. L'evento si è svolto a Milano lo scorso 4 giugno nel Palazzo Edison, dove ha avuto il suo clou. L'iniziativa è incentrata sulla costruzione di comunità scolastiche smart all'insegna della sostenibilità ambientale, dell'accoglienza, dell'integrazione e della qualità dei processi educativi. Ha affrontato queste tematiche attraverso la presentazione di esperienze e buone pratiche condotte da alcune scuole nell'ambito del progetto Eco Generation 2.0 di Edison e Legambiente, dando vita a tavole rotonde nelle quali sono state presentate anche le nuove misure del PON Scuola 2014-2020. All'evento, moderato dalla caporedattrice del Sole 24 Ore, Laura Laposta, ha partecipato anche il ministro dell'Ambiente Galletti e la direttrice nazionale di Legambiente Rossella Muroni. La responsabile di Legambiente Scuola e Formazione, Raffaella Giambra, ha dichiarato che il progetto Eco Generation ha avuto come obiettivo il rafforzamento di azioni all'interno degli istituti scolastici per stimolarne poi delle attività sul territorio, al fine di creare veri e propri presidi ambientali di eccellenza, uno per ogni regione, che sapessero trasferire all'interno della propria realtà territoriale competenze sul risparmio energetico, edilizia sostenibile, mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti, fonti rinnovabili, la diffusione di una cultura della sostenibilità e azioni concrete legate agli edifici scolastici, divenendo il laboratorio di un agire collettivo. Per il triennio 2013-2015 Legambiente Sicilia ha individuato nell'Istituto Comprensivo Esseneto e Agrigento la scuola in cui portare a compimento il progetto. Difatti, la presenza di una loro delegazione in rappresentanza della Sicilia all'evento milanese ha contribuito al confronto sull'innovazione didattica, indicatore di qualità riscontrato nello svolgimento del progetto.